Fratelli e sorelle, in questa santissima notte nella quale il Signore nostro Gesù Cristo è passato dalla morte alla vita, la Chiesa invita i suoi figli sparsi nel mondo a raccogliersi per vegliare e pregare. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva del tuo fulgore, benedici questo fuoco nuovo e mediante le feste pasquali accendi in noi il desiderio del cielo, perché rinnovati nello Spirito possiamo giungere alla festa dello splendore eterno per Cristo nostro Signore. Principio e fine, Alfa e Omega. A Lui appartengono il tempo e i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. Amen. Per mezzo delle sue piaghe sante, gloriose, ci protegga e ci custodisca Cristo Signore nostro. Amen. Cristo, luce del mondo.
Cristo, luce del mondo. Cristo, luce del mondo. Benedici mio Padre. Signore sia nel tuo cuore e nelle tue labbra, perché tu possa proclamare degnamente le esultet pasquale, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra, inondata da così grande splendore. La luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, e questo Tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. E voi, fratelli carissimi, qui radunati nella solare chiarezza di questa nuova luce, invocate con me
la misericordia di Dio Onnipotente. Egli che mi ha chiamato senza alcun merito nel numero dei suoi ministri, irradi il suo mirabile fulgore, perché sia piena e perfetta la lode di questo cero. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il vero agnello che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo, dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Nessun vantaggio per noi essere nati se Lui non ci avesse redenti. O immensità del tuo amore per noi, o inestimabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori,
la gioia agli afflitti, dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cero, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale, che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio. Pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'Ape Madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cero, offerto in onore del tuo nome, per illuminare l'oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne. Salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. Possiamo spegnere le candele. Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo ora con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio nostro Padre porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera
e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne, e la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplicano sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro:
siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme. Saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, 6° giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel 7° giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel 7° giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Tu mandi nelle valli acque sorgive, perché scorrano tra i monti. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalle tue dimore tu irrighi i monti e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore,
anima mia. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore, e li vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato all'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani ed Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo temette il Signore
e credette in lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: cantiamo. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto al Signore, egli è stato la mia salvezza. E il mio Dio lo voglio lodare, il Dio di mio Padre lo voglio esaltare. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi lo ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Tu lo fai, li fai entrare, lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per la tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. Preghiamo. O Dio, anche ai nostri giorni vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi, ciò che hai fatto con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto, per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Isaia.
Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi. Accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza, rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, unica speranza del mondo, che mediante l'annuncio dei profeti hai rivelato i misteri che oggi celebriamo, ravviva la nostra sete di te, perché soltanto con l'azione del tuo Spirito possiamo progredire nelle vie del bene, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio: io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Come la cerva nela ai corsi d'acqua, così la mia anima anela a te, oh Dio. Ai corsi delle così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Come
la mia anima lega a te, o Dio. Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Come la cerva nera ai corsi d'acqua, così la mia anima nega a te, o Dio. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. Come la cerva nera ai corsi d'acqua, così la mia anima nega a te, o Dio. Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Come la cerva nera ai corsi d'acqua, così la mia anima nera a te, o Dio. Preghiamo. O Dio, potenza immutabile e luce che non tramonta, guarda con amore al mirabile sacramento di tutta la Chiesa e compi nella pace l'opera dell'umana salvezza secondo il tuo disegno eterno. Tutto il mondo riconosca e veda che quanto è distrutto si ricostruisce, quanto è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità per mezzo di Cristo, che è principio di ogni cosa e di vive e regna nei secoli dei secoli. Ora gli strumenti e le campane si uniscono alla nostra lode. Uomini e cose cantano la gloria di Dio, che in Cristo, morto e risorto, rende nuovi il cielo e la terra. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis.
Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patri. Preghiamo. O Dio che illumini questa notte santissima con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima siamo sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché,
Come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Prendiamo. Dopo 40 giorni ritorna il canto dell'acclamazione pasquale. Alleluia, lodate Dio. Il Vescovo canterà da solo la prima volta e quindi risponderemo assieme. Alleluia, alleluia, alleluia. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Alleluia. La destra del Signore sia innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Alleluia. Pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Signore sia nel tuo cuore. Questo è stato fatto dal Signore, del Padre, del Figlio e dello una Spirito meraviglia ai nostri occhi. Il Signore sia con voi. e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore.
Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era in Galilea e diceva: bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli 11 e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria, madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e chinato si vide soltanto i teli e tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Prendo spunto per questa omelia dalle parole con cui la liturgia ha introdotto la celebrazione di questa sera. In fondo alla Chiesa abbiamo letto queste parole: fratelli e sorelle, in questa santissima notte nella quale il Signore nostro Gesù Cristo è passato dalla morte alla vita, la Chiesa invita i suoi figli sparsi nel mondo, noi, con tanti altri, invita i suoi figli sparsi nel mondo a raccogliersi per vegliare e pregare. Siamo qui proprio per questo: vegliare e pregare in questa notte assolutamente unica nella quale è avvenuto l'evento della risurrezione di Gesù dalla morte. Ebbene, in questa notte la Chiesa invita i suoi figli sparsi nel mondo, e quello che facciamo noi lo fanno tutti i nostri fratelli e sorelle cristiani, invita a vegliare e pregare. Quello che abbiamo fatto e stiamo facendo. Poi la liturgia continua: rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Ecco i due modi in cui noi potremo, in questa veglia, in questo momento di preghiera, potremo rivivere la Pasqua del Signore e non semplicemente farne un ricordo nostalgico, riviverla
ascoltando, come abbiamo fatto, con grande abbondanza la parola della Sacra Scrittura, in cui Dio ci rivela il suo progetto buono per noi, e partecipando ai sacramenti. Certamente al sacramento dell'Eucaristia, che non è altro che la Pasqua del Signore che si dà a noi nei segni sacramentali. Certamente nell'Eucaristia, ma anche negli altri sacramenti, il battesimo e la cresima, che fin dall'inizio del cristianesimo vennero celebrati in modo tutto particolare nella veglia pasquale, nella notte, cioè in cui Cristo risorto conferma in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Così ci dice la liturgia, sempre introducendo questa veglia. Non si tratta quindi solo di vegliare e pregare, ma vegliare e pregare partecipando alla vita stessa di Gesù risorto mediante l'ascolto della sua parola e mediante i sacramenti. Quei sacramenti a cui per la prima volta alcune nostre sorelle verranno ammesse, Wendy e Claudia, che sono qui per essere battezzate, per ricevere la cresima, per partecipare per la prima volta all'Eucaristia. Veglia, preghiera, partecipazione al mistero pasquale di Gesù, mistero di morte e di risurrezione, ma anche mistero nel quale riceviamo il dono dello Spirito Santo. Più volte nelle preghiere che abbiamo fatto, manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra, e poi anche altre invocazioni allo Spirito è presente fin dall'inizio di questa preghiera. Celebreremo solennemente questo evento del dono dello Spirito a Pentecoste, ma noi sappiamo che Gesù, proprio nella morte e resurrezione, donò lo Spirito Santo ai suoi discepoli. Tanto è vero che, descrivendo la morte di Gesù, l'Evangelista Giovanni dice: consegnò lo Spirito, e tutti gli esegeti dicono Giovanni intende lo Spirito Santo, non solo esalò lo Spirito. Tant'è vero che il giorno dopo, alla sera del primo giorno della settimana, Gesù appare ai discepoli e dice: ricevete lo Spirito Santo. Questo Spirito verrà, che è frutto di Gesù morto e risorto, il dono suo della sua morte e risurrezione, questo Spirito verrà donato in modo tutto particolare questa notte alle nostre due sorelle che saranno battezzate. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Così dirò, ungendo loro la fronte poco dopo il battesimo. Ed è il sacramento della cresima con la quale ricevono in pienezza il dono dello Spirito Santo. Ed è proprio grazie a questo dono, che è lo Spirito Santo, che noi possiamo renderci contemporanei alla morte di Gesù, partecipare alla sua morte e risurrezione. O meglio, è proprio questo dono, grazie a questo dono, che noi possiamo rendere contemporanea a noi la morte e la risurrezione di Gesù per morire e risorgere con Lui. Non sapete, dice San Paolo nella lettura che abbiamo ascoltato, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Non lo sapete? Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma come può avvenire tutto questo? Qualcuno che entrasse e sentisse queste cose direbbe: no, questi sono matti. Come fanno a immaginarsi delle cose assolutamente impossibili? Come possono morire e risorgere con Cristo? E la nostra risposta è proprio questa.
La nostra risposta sta in quel dono dello Spirito Santo, dono di Gesù morto e risorto, che è stato effuso su di noi nel battesimo e negli altri sacramenti e che agisce proprio nel senso di unirci misteriosamente ma realmente all'evento della morte e resurrezione di Gesù, sepolti con Lui nella morte, risuscitati con Lui a vita nuova. Grazie al dono dello Spirito Santo noi partecipiamo realmente alla Pasqua di Gesù, come ci dice la liturgia. Rivivremo la Pasqua di Gesù nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Grazie al dono dello Spirito Santo noi potremo far questo e riceveremo il dono di poter camminare in una vita nuova, dice San Paolo. Qual è questa vita nuova? Quella che ha vissuto Gesù, una vita totalmente filiale e fraterna. La vita di Gesù è per sempre vita nuova, perché è vita vera, vita come il Padre, come il Creatore l'ha sognata per ogni uomo. E quindi uniti a Cristo, l'uomo nuovo, noi potremo vivere una vita vera, una vita umanamente realizzata in pienezza, perché aperta, spalancata a Dio, nostro Padre e Creatore, e aperta, spalancata ad ogni altro uomo, riconosciuto come fratello. Questa è la vita umana veramente realizzata. Così ha fatto Gesù. Se noi, grazie al dono dello Spirito Santo che ci viene fatto attraverso la parola e i sacramenti, riusciamo a vivere così, salveremo, cioè realizzeremo in pienezza la nostra vita, anche oltre la morte, certo, anche oltre la morte, come è avvenuto per Gesù, perché la nostra vita troverà il suo traguardo ultimo proprio nella comunione eterna con il Padre, uniti a Gesù. Riuniti a vegliare e a pregare, vi accompagniamo, carissime Wendy e Claudia, vi accompagniamo al dono del battesimo, della cresima e dell'Eucaristia e vi incoraggiamo a procedere e a camminare in quella vita nuova che il Signore vi dona, sostenendovi con la nostra preghiera, la nostra amicizia, il nostro affetto. L'evento che celebriamo è vivo ed operante. Nell'acqua del battesimo rinascono ancor oggi a vita nuova coloro che credono in Cristo. Immersi nella sua morte e risurrezione, vengono trasfigurati dallo Spirito ed entrano a far parte della Chiesa. Fratelli e sorelle, l'avvenimento della risurrezione annunciato dalla luce del cielo e proclamato dalla parola di Dio, ora si realizza nella vita di queste nostre sorelle che accompagniamo al fonte battesimale perché siano immerse
in Cristo morto e risorto. Claudia, Wendy, la nostra comunità questa notte è come una madre che è nella gioia perché stanno per nascere delle nuove figlie dall'acqua e dallo Spirito Santo. La nostra preghiera si fa ora insistente per loro e per quanti su tutta la terra stanno per ricevere il battesimo. Preghiamo anche per noi, affinché siamo sempre fedeli alla dignità di figli di Dio. Si unisca alla festa di questa comunità anche la Chiesa dei Santi nel cielo, coloro che hanno vissuto in pienezza il Vangelo e la vocazione battesimale, siano ora i nostri amici e fratelli che ci sostengono nella nostra Pasqua, nel passaggio dall'uomo vecchio all'uomo nuovo. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Madre di Dio, San Michele, Santi Angeli di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, San Giovanni, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Lorenzo, Santa Perpetua e Felicità, Sant'Agnese, Santi Martiri di Cristo, San Gregorio, Sant'Agostino, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martino, San Tiziano, Santi Cirillo e Metodio, San Benedetto, San Francesco, San Domenico, San Francesco Saverio, San Giovanni Maria Vianney,
Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, Santi e Sante di Dio, nella tua misericordia, salvaci da ogni male, da ogni peccato, dalla morte eterna, per la tua incarnazione, per la tua morte e risurrezione, per il dono dello Spirito Santo, noi peccatori ti preghiamo. Dona la grazia della vita nuova nel battesimo a questi tuoi eletti. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Dio onnipotente ed eterno, manifesta la tua presenza nei sacramenti del tuo amore, manda lo spirito di adozione a suscitare un popolo nuovo dal fonte battesimale, perché l'azione del nostro umile ministero sia resa efficace dalla tua potenza, per Cristo nostro Signore. O Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi attraverso i tempi hai preparato l'acqua, tua creatura, ad essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare, e anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo perché oggi, come allora, l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue ed acqua. E dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio,
perché con il sacramento del battesimo l'uomo, fatto a tua immagine, sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda, o Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale per Cristo nostro Signore. Ed ora, fratelli e sorelle carissimi, accendiamo le nostre candele fino al termine della liturgia battesimale, mentre le catecumene faranno la rinuncia a Satana e la professione di fede, anche noi ci associamo a loro, rinnovando quanto già abbiamo promesso con il nostro battesimo. fratelli e sorelle carissimi, per mezzo del battesimo noi siamo già divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte per risorgere con Lui a vita nuova. Queste nostre sorelle, fra poco, saranno anche loro immerse nella Pasqua di Cristo. Per questo, al termine del loro cammino catecumenale, professano per la prima volta davanti a tutti la loro fede e si impegnano a lasciarsi guidare da essa per tutta la vita. Anche noi, già battezzati, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo insieme con loro le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Insieme? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Claudia, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che abbiamo insieme professato?
Claudia, più avanti un po'. Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Wendy, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che abbiamo insieme professato? Sì, voglio. Metti la testa lì. Wendy, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Sorelle e figlie carissime, siete diventate una nuova creatura e siete rivestite di Cristo. Ricevete perciò la veste bianca e portatela senza macchia fino al tribunale del nostro Signore Gesù Cristo per avere la vita eterna. Avvicinatevi ora, madrine e padrino, per consegnare alle nuove battezzate il simbolo della luce. Wendy, Claudia, siete diventate luce in Cristo. Camminate sempre come figlie della luce, perché perseverando nella fede possiate andare incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Amen.
Carissime neofite, Wendy e Claudia, nel battesimo siete rinate alla vita dei figli di Dio e siete diventate membra del Cristo e del suo popolo sacerdotale. Ricevete ora il dono dello Spirito Santo che nel giorno di Pentecoste fu inviato dal Signore sopra gli Apostoli e che dagli Apostoli e dai loro successori è stato comunicato ai battezzati. Anche voi dunque riceverete, secondo la promessa, la forza dello Spirito Santo, perché rese più perfettamente conformi a Cristo, possiate dare testimonianza della passione e della risurrezione del Signore e diventare membra attive della Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo nella fede e nella carità. Fratelli e sorelle carissimi, nel silenzio preghiamo ora Dio Onnipotente perché effonda su queste neofite lo Spirito Santo, che le confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale le renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato queste tue figlie dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandole dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempile dello spirito del tuo santo timore per Cristo nostro Signore. Amen. Wendy, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Con tuo spirito. Bravo. Claudia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù, nostro Signore, per la vita eterna. Amen.
possiamo spegnere le candele. Fratelli e sorelle, in questa notte santissima in cui la potenza dello Spirito Santo ci crea come uomini nuovi a immagine del Signore risorto e fa di tutti noi il suo popolo santo, innalziamo la nostra preghiera unanime perché la gioia della Pasqua si estenda al mondo intero. Preghiamo insieme dicendo con fede: ascoltaci, o Signore. Per il nostro Papa Francesco, il Vescovo Corrado, per i presbiteri e i diaconi, siano in mezzo a noi annunciatori fedeli e coraggiosi del Vangelo di Cristo, pastori della Chiesa secondo il cuore di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi che già siamo stati battezzati e per Claudia e Wendy, che in questa notte sono rinate dall'acqua e dallo Spirito Santo, il Signore Dio ci aiuti ad accogliere con gratitudine il suo amore, per il quale ci ha resi in Cristo suoi figli di adozione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito a motivo della malattia o per situazioni familiari di disagio, sappiano confidare nel Signore Gesù risorto, perché il momento della prova non diventi scandalo per la fede, ma occasione di un più grande e profondo affidamento al Padre. Preghiamo. Ascoltaci. Per la nostra comunità diocesana, la Pasqua di Cristo ci renda consapevoli dei talenti che ciascuno è chiamato ad esprimere nella Chiesa e nelle periferie dell'umanità, dove il Signore ci invita ad essere segno di risurrezione e di speranza. Preghiamo. Ascolta. O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio dissolvi ogni peccato e rendi possibile ciò che il nostro cuore non osa sperare, concedi a noi che confessiamo con gioia i prodigi del tuo amore di rinnovarci nel pensiero e nelle opere, perché testimoniamo con la vita ciò che celebriamo nella fede per Cristo nostro Signore. Presentiamo all'altare il pane e il vino. Accogliamo il dono della presenza in mezzo a noi di Cristo, morto e risorto. Accostiamoci con fede all'incontro con Lui nell'Eucarestia. A questa liturgia eucaristica partecipano per la prima volta Claudia e Wendy come neofite. Saranno loro a portare all'altare le offerte per la celebrazione. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi evangelo di salvezza.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Con queste offerte accogli, o Signore, le preghiere del tuo popolo, perché i sacramenti scaturiti dal mistero pasquale, per tua grazia, ci ottengano la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte, nella quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte, risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche delle nostre sorelle, Wendy e Claudia, che oggi, mediante il battesimo e la confermazione, sono entrate a far parte della tua famiglia. Fa che seguano Cristo, tuo Figlio, con animo generoso e ardente. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Claudia e Wendy, carissime, voi siete rinate nel battesimo e siete chiamate realmente figlie di Dio. Nella confermazione avete ricevuto la pienezza dello Spirito Santo e vi accosterete all'altare del Signore per partecipare alla mensa del suo sacrificio. Ora, nello spirito di figli di Dio che tutti abbiamo ricevuto, anche voi in questa assemblea potete rivolgervi a Dio chiamandolo Padre, pregando insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi un segno di pace con lo sguardo. Claudia e Wendy, figlie carissime, mi rivolgo a voi che in questa notte gloriosa, rigenerate dall'acqua e dallo Spirito Santo, ricevete per la prima volta il pane della vita e il calice della salvezza. Il corpo e il sangue di Cristo Signore vi facciano crescere sempre nella sua amicizia e nella comunione con tutta la Chiesa, siano costante viatico, pane della via della vostra vita e pegno del convito eterno del cielo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla messa, ma digli soltanto una parola.
Preghiamo. Infondi in noi, o Signore, lo spirito della tua carità, perché saziati dai sacramenti pasquali siamo concordi, viviamo concordi nel tuo amore per Cristo nostro Signore. Amen. Siamo giunti alla conclusione di questa lunga, intensa veglia che ha visto l'ingresso nel corpo di Cristo di due nostre sorelle. Ringraziamone il Signore, siamo davvero lieti con loro e per la nostra Chiesa. Chiediamo la benedizione su ciascuno di noi, su tutte le nostre famiglie, su tutte le nostre comunità cristiane, anche quelle di provenienza di queste due neofite, e chiediamo il dono della pace. Sappiamo di che cosa stiamo parlando. Lo Spirito Santo disceso su di loro è disceso anche su di noi, è spirito di remissione dei peccati, è spirito di comunione e di pace. Invochiamo la sua azione benefica su ciascuno di noi e sull'intera umanità. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia di peccato. Amen. Dio, che vi rinnova per la vita eterna, nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. In questa notte, fra tutte la più santa, nella quale vegliando abbiamo celebrato la Pasqua del Signore, il nostro pensiero si rivolge alla Madre del Signore. Come l'abbiamo contemplata unita al Cristo nella passione, ora la invochiamo con Lui nella gioia pasquale. Uniamo le nostre voci nell'antifona Regina Celi. Regina Celi, letare, alleluia. Qui acque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Un grande grazie ai cantori che ci hanno accompagnato non solo questa notte, ma anche i giorni scorsi e ci hanno aiutato a pregare bene. Grazie a Tenda TV che ha trasmesso e irradiato le liturgie di questi giorni. Voglio raggiungere tutti coloro che vi hanno partecipato per augurare a loro, come sto facendo in questo momento a voi, una buona e santa Pasqua. Auguri di cuore a tutti.